prima vi ho citato i protocolli in materia di sicurezza. Nel 2007 ANCI e il Ministero dell'Interno firmano un protocollo standard che vale dalle Alpi alle Gramide, da dire, cioè da nord a sud, in maniera standardizzata, e che invita tutti i comuni a sottoscrivere, presentandoli come contratti locali di sicurezza che avrebbero qualcosa in più dei protocolli locali della precedente stagione. In parte è vero, perché c'è un'accortezza che non era propria dei protocolli locali di sicurezza nella stagione 98-2007, che era quella sostanzialmente, avevo detto, di una mera dichiarazione di intenti di collaborazione. Cioè nei protocolli precedenti c'era quella sfilza di lettere che ho detto prima, e poche da parte delle articolazioni provinciali del Ministero dell'Interno, pochi impegni, ma nessuna risorsa, cosa che mi aveva fatto affermare nella ricerca fatta con il Ministero dell'Interno che in termini di effettività stavamo parlando di niente, perché quando non ci sono risorse chiare in quei protocolli stiamo appunto parlando di una mera dichiarazione formale. Nella stagione 2007 e successiva, cioè nella seconda stagione dei protocolli, effettivamente delle risorse ci saranno, però in quel caso assisteremo a una chiara violazione delle leggi della fisica, cioè per la prima volta, è unica nella mia esperienza professionale, cosa che non avviene in nessun altro paese europeo, l'acqua va in su, cioè sono le amministrazioni locali e regionali che mettono a disposizione risorse economiche per lo Stato centrale. Non ho mai visto, nella mia esperienza professionale, dal Portogallo alla Polonia, con tutti gli altri partner che avevano il Fondo Europeo, devo dire che quando l'abbiamo presentato era un'esperienza molto curiosa di ingegneria finanziaria da parte dello Stato centrale, e in quei protocolli c'era appunto la disponibilità economica, in alcuni casi addirittura le ragioni di comprare le motovedette, gli autoveicoli, le strutture per il Ministero dell'Interno, a fronte sostanzialmente del nulla, tant'è che non c'era disponibilità neanche alla banale condivisione delle banche dati. Lo dico in maniera incidentale, quando provammo come forum a sfondare la rigidità di disponibilità per esempio delle polizie locali in materia di SDI, ci fu opposta da parte del tecnostruttura del Ministero dell'Interno ragioni di privacy, che era evidentemente una sorta di quasi provocazione da quel punto di vista. Faccio sommessamente notare che se voi andate su Google e digitate una qualche area infracomunale di Birmingham, Hull o qualche città americana, potete tranquillamente avere la disponibilità, quantomeno resa anonima, dei fatti reato per singole sottozone urbane, cosa che a oggi non è nella disponibilità di nessuna amministrazione locale e regionale, e che di fatto rende assolutamente impossibile valutare l'effettività del programma di sicurezza che pure in Regione Veneto, come la mia o altre, finanziano sul territorio.